20 anni di vita assieme sono una bella prova di fedeltà. Sembra essere stata proprio questa la filosofia alla quale si è ispirata Apindustria Vicenza quando ha deciso di dare vita al premio Fedeltà. Il progetto esiste da 14 anni, ma dal 2007 ha assunto una visibilità pubblica. Abbiamo coinvolto tutto il consiglio direttivo, che è la parte di governo allargata dell'associazione, e le aziende che premiamo per i 20 anni di adesione all'associazione. In un momento così difficile penso che la fedeltà sia uno dei caratteri importanti. In 2 decenni il panorama socio-economico di un paese muta completamente, ma le aziende vicentine hanno sempre saputo affrontare il cambiamento. Apindustria, con determinazione e responsabilità, ha supportato quelle in difficoltà e ha collaborato con quelle più vivaci. Il compito di rendere lo spirito e l'intento del premio Fedeltà è stato affidato ad Enrico Benetta e alla sua abilità di combinare i colori. Ho voluto ricreare il logo di Apindustria, che già ritengo sia come già quello un'opera d'arte, riproposto in foglia oro. È un logo che nasce, cioè che ha le sue radici dalla città, che diventa albero e scultura nel materiale più prezioso della città, che è l'oro, in una fusione armoniosa di colori, di cromie e di forme architettoniche. 14 le aziende vicentine premiate mercoledì sera nella splendida cornice di Villa Michelangelo ad Arcugnano, con una copia in plexiglass numerata e firmata dall'artista di queste opere. Mi ritengo un uomo API da sempre, perché l'API per me credo che sia un'associazione che di misura per le piccole e medie industrie. Onestamente si prova anche un po' di soddisfazione. Per dire tanta, ero con mio figlio proprio adesso, ho incitato mio figlio a ritirare il premio, mi ha detto: papà, questo ritiro tu, il prossimo lo ritiro io.